Questa è la storia vera, la storia della mia famiglia, che rispecchia anche la storia della sopravvivenza, della lotta del popolo ucraino. E quando cominciò la guerra in Ucraina pensavo che era un dovere mio di spiegare le radici della crisi e le ragioni che spingono gli ucraini a resistere contro l'invasione russa, e le resistono appunto perché non vogliono che questo passato buio del XX secolo si ripeti oggi. Ecco, lei ha vissuto da dentro le guerre, è stato giornalista, è stato un giornalista di guerra e è stato in finale al premio Pulitzer. Quanto importante è la propaganda durante la guerra e soprattutto qual è la propaganda di Putin? Ma io credo che la cosa importante è la verità. È molto importante raccontare i fatti, essere presente e testimoniare quello che succede davvero. La propaganda è sempre stata un'arma dei autocrati, dei tiranti, e purtroppo non ci deve combattere con un solo modo, e scrivendo quello che succede davvero. E la storia fa parte di questo, perché la falsificazione della storia è fondamentale per il regime russo di Putin. Ecco, cambiando discorso, lei oggi ha potuto visitare le colline di Conegliano e Valdobbiadene, dove anche si è combattuta una guerra. Che cosa ne pensa di questi luoghi? È stato molto emozionante fare questa presentazione nel museo di Vittorio Veneto, un museo che parla del grande sacrificio del popolo italiano nella prima guerra mondiale, il sacrificio che è molto distante, perché per fortuna l'Italia vive in pace. Mi ricordavo anche io quando crescevo in Ucraina, era impensabile che la guerra tornasse nel mio paese. Purtroppo è successo, purtroppo il passato non è mai passato e dobbiamo lottare tutti quanti, e anche in Europa, perché questo passato non si ripeta un'altra volta.